Quello che mi sento di dire in questo momento è che è stata un quadriennio, l'ultima stagione un po', per dire con un poco eufemismo, intensa, però siamo riusciti ad avere delle importanti soddisfazioni. Tanti nostri atleti nel mondo dell'alpino, ma anche del nordico, del biathlon, hanno raggiunto risultati importanti, sono stati convocati per alcune nazionali della nostra federazione, tanti nei corpi militari, quindi vuol dire l'ottimo lavoro che tutti i tecnici e i club fanno sul territorio, e quindi un plauso va sicuramente a loro in primis. E poi quei 155 sci club di cui il comitato regionale si fa onore di avere, per tutto il lavoro che fanno durante la stagione, sia nell'atto promozionale che agonistico, e quindi sicuramente senza di loro non si potrebbe andare da nessuna parte. Noi ci stiamo impegnando, non abbiamo mai smesso di lavorare, nonostante le prossime imminenti votazioni, perché saprete tutti che il 25 di luglio saremo a rivotare nuovamente per il prossimo quadriennio. Ci stiamo impegnando fin da subito per il rinnovo delle squadre, il rinnovo dei tecnici, e quindi far sì che l'attività non si ferma nel nostro periodo estivo.